ci missero questo è un testone, si è detto che non vuole venire, non viene. Ma andiamo a vedere, andiamoci a parlare. Andai in questa favela, in una zona che si chiama zona Palermo, come la città di Palermo. Che io quando lo vidi, devo dire la verità, signori miei scusatemi, io vi racconto le storie, le mie storie. Piccolo così, capelli lunghi, un sedere. Dico ingegnere, ma siamo sicuri che questo... questo è un fenomeno, è un crack, si era fissato sul crack. Crack significa un fenomeno. Boh. Allora, parlo con questo. Dico, ma senti, ma gli traduca bene, vediamo se ha capito o non ha capito, gli faccio guadagnare i soldi, lo tiro via qua da questa favela, 5-6 fratelli che dormivano uno sull'altro, i familiari lavavano la roba in acqua, lasciamo perdere. Insomma, io gli dico, senti, tu vuoi guadagnare, ti vuoi salvare la tua vita, vuoi salvare la vita di tutta la tua famiglia, tu devi venire con me al campo, io ti porto in Italia stesso qua, dall'Argentina ti imbarco sull'aereo e vieni con me con una valigia. Quello è venuto al campo, ha fatto 10 minuti, e io all'11° minuto tenevo il presidente suo vicino a me come Collovati e gli ho detto, dico ingegnere, qua se lei mi dà questo giocatore me lo deve dare adesso, subito, in questo momento, con la scusa che devo andare in toilette che ho bisogno, andiamo via che sennò i giornalisti scrivono tutto e io lo prendo, 10 minuti, ha fatto gol sulla sforbiciata al volo, un gol su punizione, ha messo la palla lì con il radar e l'ha messa dentro. Il terzo gol, una palla da destra, di sinistra, mezza rovesciata, del set all'altra parte. Ma oltre queste 3 giocate, rapido, scattava, attaccava lo spazio, palla a piede, li saltavo come i birilli. Per lui erano caramelle. Dico, questo qua è veramente forte, ma non pensavo mai che diventasse Maradona. Dico, però, nella vita non si sa mai, voglio tentare. E quindi mi giocai, ma non il rosso e nero, giocai il numero. Andiamo giù negli spogliatoi. L'ho fatto firmare subito. E 15 giorni l'ho tenuto quasi, tra virgolette, non mi fraintendete, ne vorrei che ci fosse qualche giornalista che poi lo scrive o come lo mette su Facebook come questo signore che sta io l'ho tenuto per imparare. 15 giorni, mangiare, dormire, ristoranti. Maradona è stato eccezionale, non solo come giocatore, ma come uomo. Purtroppo è stato prigioniero della sua notorietà, di quei delinquenti che lo hanno circondato e che lo hanno portato sulle strade sbagliate, ma non una strada, diverse strade. Per cui io avrei piacere che voi lo vedeste, intanto quando l'ho visto io, ragazzino, il suo primo percorso, e poi passiamo, se non vi annoiate, del mio parlare, perché vi ripeto, gioco in casa, sono partenopeo, e poi andiamo a vedere qualche altro. Possiamo farlo vedere? Bravo Gianni!